giorno dopo la bomba d'acqua, Schio si sveglia frastornata, fiumi d'acqua hanno riempito le strade, portato via piante, allagato scantinati e garage. Nel giro di 30 minuti sulla cittadina si sono scatenati tutti gli elementi. Un evento meteorologico con caratteristiche straordinarie che ha mischiato una bomba d'acqua che ha scaricato circa 50 mm d'acqua in poco più di mezz'ora, con una fortissima grandinata e una mezza tromba d'aria. Un mix di eventi che ha messo in ginocchio la città. Vigili del fuoco, protezione civile, squadre del comune e polizia locale hanno lavorato fino a tarda notte e poi hanno ripreso all'alba per liberare le strade da rami, alberi caduti, pulire dal fango e cercare di riportare Schio ad una qualche normalità. Le immagini dell'acqua che scendeva lungo le arterie cittadine sono rimbalzate sul web con i residenti chiusi in casa nell'attesa che il violento fortunale avesse fine, per poi fare la conta inevitabile dei danni, che sono ingenti. I danni si stanno quantificando solo per la parte identificata nel pubblico in questa mattinata si aggira intorno a 1 milione di euro. Stiamo valutando ora con i nostri tecnici di chiedere lo stato di calamità naturale. La richiesta di calamità naturale, se accolta, consentirà anche ai privati cittadini che hanno subito danni di poter presentare una domanda per eventuali aiuti. Eventi come questi sono difficilmente gestibili, bisogna solo essere pronti per farne fronte nell'immediata conclusione.